Tra l'UNESCO diremo probabilmente di metterci come sito a rischio, perché del governo non ci fidiamo più, non ci fidiamo di questo ministro, io non mi sento più di metterci la faccia con un'agenzia così importante come l'UNESCO, e per cui la risposta che io darò all'UNESCO sarà un discorso che faremo anche in Consiglio Comunale. Chiama in causa anche l'UNESCO il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la cui divergenza di vedute col ministro Toninelli in ambito grandi navi è oramai più profonda dei canali che dovrebbero solcarle, peraltro tutti da scavare qualunque ipotesi prevalga. Toninelli, affonda Brugnaro, non ascolta né il territorio né gli altri enti. Ha ragione il ministro Del Rio, ha ragione Zaia, ormai lo stiamo dicendo tutti ed è trasversale. Credo che sia un ministro che sia inadeguato, un ministro, non tutto il governo, io dico un ministro forse va cambiato, però il ministro può sempre cambiare idea, magari comincia ad ascoltare i territori, la gente, che non ha nessun problema di natura propagandistica. Ministro, se vuole, silenziosamente, faccia come crede, io sono il primo ad applaudirla se lei ascolta le ragioni della città, però sulle ragioni della città noi non transiamo. Ma in realtà non c'è solo il ministro delle infrastrutture nel mirino del sindaco, che è d'accordo con l'invito del presidente della Confindustria di Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, che all'assemblea ordinaria degli industriali ha invitato a scegliere un giorno e un'ora in cui osservare un minuto di silenzio nelle aziende contro le politiche economiche del governo. Questo è quello che stiamo vedendo e noi dobbiamo denunciarlo, poi purtroppo i danni saranno più gravi quando questi non ci saranno più, perché è quasi scontato che non ci saranno più. Purtroppo sappiate che rischiamo di scontare per anni le scelte sbagliate di oggi. Io ho visto l'altro giorno, a me è sembrato che il primo ministro sia stato snobbato a Parigi. È grave, pagheremo caro alleanze sbagliate in momenti poi delicati. Cioè si fa presto a fare gli articoli sui giornali o fare io voglio avere fiducia, eccetera. Ma poi quando vai al dunque l'articolo quinto non smentisce mai. Chi è che ha vinto?